siamo schiavi del politicamente corretto e loro continuano a fare quello che vogliono. Oggi parla lui. Il consigliere regionale veneto Gio Formaggio interviene sulla presenza di alcune famiglie nomadi che vivono nei camper fermi davanti al centro commerciale Palladio in violazione dell'ordinanza del sindaco di Vicenza che vieta lo stazionamento e il bivacco nella zona. Ogni giorno succede qualcosa, dal microfurto, dalla forzatura dell'auto, eccetera. Non possiamo più tollerare questa situazione. Vi prego, aiutateci e rapidamente, grazie. Questo è l'appello del direttore del centro commerciale dopo che il 4 gennaio un carabiniere fuori servizio era stato aggredito nel parcheggio da alcuni ragazzi intenti a forzare un furgone. Lo hanno aggredito e gli hanno tirato addosso questa bicicletta. Avevano una forbice che volevano colpirlo e lui si è difeso. Dopo questi episodi il consigliere regionale di Fratelli d'Italia prende la macchina e fa un giro attorno al centro commerciale dove i camper sono ancora fermi in violazione dell'ordinanza del sindaco. Il problema qual è? Che sono qui in violazione di tutte le leggi, di tutte le ordinanze che sono state fatte. Le leggi sono state fatte, anche le ordinanze, ma non cambia assolutamente niente. E poi quello che mi fa morire il cuore, io sono padre di 3 bambini, vedere i bambini che spesso non vanno a scuola, sono in mezzo alla sporcizia, vengono indirizzati a una vita di strada e non va bene. Dobbiamo salvare questi bambini perché altrimenti il problema continuerà sempre. E così torniamo al punto di partenza. Gio Formaggio conclude invocando un intervento legislativo a livello nazionale per risolvere in modo efficace il problema del degrado. Ovviamente questo vale chiunque siano i responsabili di sporcizie e microcriminalità nelle città italiane. Siamo qui oggi e saremo qui anche domani perché questo problema non si risolverà mai. Non si risolverà mai per colpa nostra, per colpa di questa politica che non fa niente, per colpa di una politica fatta di buonismo, di politicamente corretto, fatta di soltanto amore e poi succedono queste cose. Succede che un carabiniere viene aggredito davanti a un centro commerciale nella 3ª provincia più importante d'Italia, più ricca d'Italia. Non possiamo più permetterci questo.